Poche sorprese oggi alla prova di italiano dell'esame di maturità a cui hanno partecipato quasi 6.000 studenti della provincia veneziana, poco più di 36.000 invece in regione. Il tototema, che come ogni anno si scatena qualche giorno prima della fatidica prova, non si è allontanato molto dalle tracce che sono effettivamente comparse sui banchi degli studenti. Se Facebook e l'europeismo erano infatti gli argomenti favoriti, le tracce sulle nuove tecnologie e sul confronto tra l'Europa del 1914 e quella odierna hanno favorito chi su quei due temi si era già preparato. L'unica sorpresa è legata a Quasimodo, che secondo gli esperti era piuttosto difficile. I più si attendevano Pirandello. In molti infatti si sono lamentati di Quasimodo perché, anche se presente nel programma, non tutti i professori hanno avuto il tempo di affrontarlo in classe. Gli amanti dell'arte e della letteratura si sono potuti cimentare in un saggio breve dal titolo Il dono, mentre per il tema di ordine generale è stato scelto un brano di Renzo Piano, tratto dal Sole 24 Ore, sulla periferia. E ancora, violenza e non violenza nel Novecento. Domani gli studenti, armati chi di dizionario chi di calcolatrice, affronteranno la seconda prova, diversa per tutti gli indirizzi ma preparata sempre dal Ministero. E infine lunedì 23 giugno il tanto temuto quizzone, la terza prova, predisposta in questo caso dalle varie commissioni.